Coach Schiavon, un 3-0, forse si poteva avere qualcosa di più oggi? Sì, premessa è che questa è una squadra decisamente buona. Noi abbiamo, a parte l'inizio che era da fucilazione, ma non c'entrava niente, allora entrava tutto. Poi siamo sempre stati attaccati alla partita, però ogni tanto ci è capitato un po' di ingenuità da una parte o da una all'altra, un errore che non ci permette di stare in continuità da un punto di vista tecnico-tattico sul collo dell'avversario, no? E ogni tanto si trova in qualche modo un punto gratuito tipo oggi che non ci permette di quel ritmo tale per cui potremmo vincere partite di questo genere, perché loro sono bravi ma non è che siamo tanto lontani da loro. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni per avvicinarsi ulteriormente. Non siamo mai stati in vantaggio, però siamo sempre stati vicini, abbiamo avuto anche momenti di discreto gioco. Però ogni tanto un'ingenuità o tecnica o tattica che ci penalizza. Oggi si sono visti diversi errori in attacco e ad esempio si vede che il muro è migliorato, però l'attacco oggi ci sono stati abbastanza errori. Sì, questa è una nostra caratteristica, quella di avere questi alti e bassi, ma quando facciamo alti sono tipo la partita di Reggio Emilia 2 in 3-7, quando facciamo bassi facciamo veramente bassi, tipo Ortona 19, oggi, ma in 5, oggi 11. Per carità, il muro loro era abbastanza piazzato, partita preparata bene, ma prima di schiacciare fuori ci penserei, insomma. Però ci sta, ci sta. Giordano Mattera, allora un risultato 3-0 che forse non ci sta del tutto, in quanto Padova, magari a differenza di altre sconfitte, questa volta ha lottato ogni set. Sì, siamo partiti male nel primo set perché abbiamo concesso un 10-1 che a una squadra così non puoi assolutamente concedere. Li abbiamo ripresi un pochino perché comunque il set è finito a 19 mi sembra, quindi alla fine abbiamo giocato punto a punto, anzi noi siamo andati meglio, però purtroppo il primo all'inizio, quel gap che gli abbiamo lasciato non siamo riusciti a colmarlo, anche perché 10-1 è difficile. Poi gli altri due set anche abbiamo giocato punto a punto, purtroppo abbiamo commesso delle ingenuità e non siamo riusciti a portare a casa neanche un set che magari poteva anche cambiare la partita. Per quanto riguarda appunto alcuni momenti che ancora si vivono e si vedono insomma anche da fuori, cosa puoi dire relativamente a questo? Cioè a volte ci sono dei blackout e dopo Padova invece riesce a ingranare e addirittura a recuperare dei grandissimi divari. Sì, anche perché lo abbiamo dimostrato a Reggio Emilia che eravamo sotto 9-3 e poi siamo riusciti a vincere quel set. Sì, dobbiamo, come ho sempre detto, trovare un po' di continuità di gioco. Ci manca quella perché comunque nel muro difesa e anche in battuta secondo me siamo migliorati, secondo me tanto in battuta siamo migliorati, si vede. Però dobbiamo continuare a lavorare sul nostro cambio palla perché comunque è il motore del gioco, perché se va bene quello poi automaticamente vanno bene tutte le altre cose.